Per risolvere il problema con opere infrastrutturali in grado di affrontare le emergenze. Barnaba Ungaro e Paolo Colombatti. In Veneto un autunno e un inverno con un tasso di siccità tra i più forti negli ultimi 10 anni, rare le piogge soprattutto tra dicembre e marzo, pochissima neve e per la maggior parte già sciolta con le alte temperature di questi giorni. Nelle falde in pianura valori che si avvicinano ai minimi storici, riserve idriche con il contagocce e dal mondo agricolo l'allarme per le irrigazioni. In un vertice i consorzi di bonifica del Veneto chiedono alla Regione di risolvere l'emergenza, ma soprattutto interventi strutturali per cercare di sanare difficoltà sempre crescenti. In Veneto ci vogliono circa 3-4 miliardi di euro per mettere a struttura il sistema Veneto. Oggi c'è un bando a livello nazionale su un piano irriguo nazionale che mette a disposizione 300 milioni di euro per tutta Italia. Vedete voi, è un piano che non può reggere, per cui l'unico modo che noi troviamo per dare una risposta concreta è finanziare queste opere di trasformazione. Nella crisi idrica la priorità è l'acqua potabile, poi viene l'agricoltura. Per le irrigazioni nell'emergenza c'è già un piano. Una delle soluzioni che abbiamo proposto è quella di tenere il più possibile l'acqua negli invasi montani, turbinando solo quella che è necessaria all'irrigazione fin tanto che pioverà. Resta da risolvere il piano di interventi strutturali, soprattutto per l'agricoltura. Abbiamo posto chiedendo al governo comunque di attivarsi, adesso c'è il piano Juncker in cui in Europa ci sono tanti miliardi a disposizione, di far sì che una parte di questi soldi arrivino sui nostri territori oltre appunto a sistemare i problemi irrigui ma anche per la sicurezza idrogeologica del nostro territorio. Parliamo di immigrazione, quasi 700 migranti per 13 diverse etnie all'ex caserma Serena di Dosson.